Professor Nardelli Giovanbattista della direzione della clinica ginecologica ostetrica di Padova, Università di Padova. Lo sottolineo perché avete poi un sito fondamentale proprio per trovare le informazioni utili a chi necessita appunto della fecondazione eterologa. Se ne sta parlando in questi giorni, speriamo che in futuro sia realizzabile per la Regione Veneto. Grazie per questa opportunità. Avere un sito significa comunicare. Oggi la comunicazione avviene con questi strumenti, lo adoperiamo già nella didattica normale con gli studenti e a maggior ragione lo mettiamo a disposizione degli utenti, tra virgolette. È molto importante per quanto riguarda le informazioni sulla fecondazione assistita che la coppia possa leggersi con calma le istruzioni per l'uso e tutte le caratteristiche anche economiche che oggi sono disponibili e che noi mettiamo a disposizione, perché è ovvio che un colloquio è sempre, come dire, ha sempre una cornice che l'ansia condiziona in maniera particolare, quindi il potersi rileggere, rivedere le stesse cose che vengono dette direttamente a casa e con calma, nella tranquillità proprio della coppia, riteniamo che sia fondamentale. Per questo abbiamo costruito questo sito e all'interno di questo ci sono, oltre che una carta dei servizi, chiaramente dove vengono illustrati tutti i percorsi, così come avvengono nel quotidiano, ovviamente ci sono anche le caratteristiche fondamentali, cioè le condizioni di accesso alle procedure. La Regione Veneto ha precisato molto bene, ancora nel 2011, quali sono i criteri di accesso per la fecondazione omologa. Adesso stiamo costruendo lo stesso percorso per quanto riguarda l'eterologa, quindi noi aspettiamo le ultime risultanze che ci verranno dal Ministero, in maniera tale da fornire le stesse informazioni semplici e facilmente raggiungibili a tutti i pazienti, in maniera tale che sappiano regolarsi, vuoi sul versante economico, perché è importante che all'interno di una famiglia ci sia la possibilità di verificare le prestazioni, vuoi di laboratorio, sia le tariffe che la Regione Veneto ha stabilito anche sul versante delle prestazioni di ambulatorio, che sono due aspetti importanti. Professore, dove troviamo? Quindi ci dica l'indirizzo del sito, tutte queste informazioni sono redatte? www.ginecologia.unipd.it. Questo è il sito del Dipartimento di Salute Donna e Bambino dell'Università di Padova.